abbiamo conferma di 20 bambini che sono già in viaggio. Il console ha dato, gli sono state già assegnate 96 persone, 96 bambini, però la disponibilità è sino ai 200. Diciamo che durante il viaggio ci comunicheranno il numero. Ovviamente in questa prima fase noi riteniamo che non supereremo i primi 100 e siamo attrezzati grosso modo per un centinaio di persone. Abbiamo anche qualche richiesta random che tramite ucraini che stanno qui in Sardegna, qualche amico, insomma ci sono tante persone disperate che non sanno come fare e quindi andremo a prendere anche in modo random alcune di queste persone. Una per tutte mi fa piacere ricordarla perché insomma ci teniamo sia io che Anthony in modo particolare, e questo amico che è l'ex vice ambasciatore ucraino a Roma, Dimitri, con il quale siamo stati in contatto sia io che Anthony da subito nell'immediatezza dello scoppio del conflitto. E lui ha moglie e 5 bambini piccoli e ci mandava i video, ci mandava le foto, qualcuno forse l'avete visto perché l'ho anche pubblicato sulla mia pagina, ed erano terrorizzati sotto i bombardamenti, non sapeva come fare per allontanarsi, c'era un problema oggettivo perché non si trovava più carburante e insomma e lui tra l'altro non era sicuro e non voleva partire. Anthony è riuscito a convincerlo a partire, ci ha chiamato ieri mentre eravamo a Roma, eravamo appena usciti dall'ambasciata ed è stato bellissimo vedere lui che guidava la macchina con tutti i bambini dietro in viaggio, cioè sono partito, ho trovato la benzina, sono in viaggio, e la cosa che ci ha fatto veramente fermare per un attimo il respiro è che ci ha raccontato che poche ore dopo la sua partenza hanno bombardato il suo palazzo, la sua abitazione. Quindi questa è la situazione che stanno vivendo. E Dimitri arriverà anche lui al confine, lui probabilmente non uscirà, gli uomini sono tutti arruolati per la difesa del paese, però ci consegnerà moglie e i figli, e le figlie e li porteremo qui in Sardegna, insomma, insieme a questi bambini. Partiamo, come vedete, con i pullman carichi di materiale, c'è un po' di tutto, soprattutto medicinali, sono le cose più necessarie in questo momento per loro e come vi ho detto torniamo con un carico ben più prezioso. Ha fatto un corridoio umanitario nel frattempo e dove? No, allora purtroppo devo dire c'è ancora un po' di ritardo da questo punto di vista. Io alle 16:30 parteciperò a una videoconferenza con alcuni ministri, il ministro degli esteri, il ministro per la famiglia, non ricordo quale altro ministro, non ho visto il ministro dell'interno, ma credo che sia indispensabile che si aggreghi subito il ministro dell'interno, ed è un tavolo che deve discutere di quello che c'è da fare per l'accoglienza dei bambini ucraini. Devo dire, rappresentando il popolo sardo che ha dato una manifestazione di attenzione, di solidarietà gigantesca, sarò credo abbastanza fiero e orgoglioso di essere seduto su un pullman che è in viaggio verso l'Ucraina mentre ci sono le persone che ancora stanno discutendo intorno ai tavoli, e questo io lo dirò perché credo che non ci sia tempo da perdere e anzi noi forse ci siamo pentiti di non aver organizzato tutto per partire ieri notte, perché i bambini sarebbero potuti arrivare già domani mattina. Comunque siamo ancora in tempo e quindi è importante che tutte le istituzioni si muovano. A livello locale si sono fatti tavoli con tutte le parti in causa, c'è stata immediata risposta, grande sollecitazione e risposta da parte dei sindaci della Sardegna che hanno invitato le famiglie a dare la propria disponibilità. Insomma c'è stata veramente, vedete questi pullman sono ovviamente offerti da imprese locali, abbiamo il passaggio in nave offerto dalla Grimaldi, quindi c'è stata veramente una risposta straordinaria, di questo siamo veramente molto felici e anche fieri come siamo. Dove andranno i bambini? Avete già dei punti di accoglienza? Al momento è ancora in fase di valutazione. Diciamo che prevale l'idea comunque di metterli tutti in un'unica struttura al momento, anche perché voglio ricordare che al momento io mi sono fatto carico dell'ospitalità in Italia di questi 200 bambini, speriamo che siano 200, perché adesso vediamo, sono tutti in viaggio in questo momento per cercare di raggiungere, che vedano noi come, immaginate lo spirito di questi bambini che li stanno accompagnando, scortati dal Ministero, dai militari, sono scortati e li stanno portando in salvo. Immaginate anche l'emozione da parte nostra, queste imprese che siamo riusciti a fare per riuscire a portare in salvo questi bambini, portarli in Sardegna
che li accoglierà come una grande mamma. Ecco, Ok, i bambini io- sono 200 in totale, Allora, quelli spiego. che porterete adesso o Ti 100? spiego, tutto nato così, all'inizio si parlava anche di 50. 200. Io formalmente il ministro delle politiche sociali, con il quale sono in contatto diretto, e qua si spiega anche un po' la velocità dell'azione, mi ha chiesto alla mia domanda di aiuto concreto, diretto, ha detto guarda, tantissimi adulti, soprattutto ricordo donne e bambini, perché gli uomini stanno volontariamente lottando nelle strade per difendere le loro case, le loro famiglie. Mi ha detto guarda che c'è il problema dei bambini, soprattutto i bambini degli orfanotrofi che sono lasciati soli. Okay. Lui, in quale ministro delle politiche sociali, stava gestendo, e lui anche valorosamente è ancora adesso nel ministero, sta cercando di gestire questa operazione. I ministeri, ricordo che sono oggetto di obiettivi sensibili, quindi quindi siamo in stretto contatto, ripeto, mi ha chiesto la possibilità di farmi carico come istituzione, come consolato onorario in Italia, di farmi carico di un numero di bambini da poter accogliere. Io ho colto l'invito a cuore aperto e occhi chiusi, nel senso massima disponibilità senza neanche nessuna esitazione. Pensando poi dopo, grazie all'amico l'onorevole Cappellacci, avevamo messo in moto questa macchina, questa operazione in maniera molto veloce. Qui faccio anche ringraziamenti particolari, senza la quale non saremmo qui adesso. Io i ringraziamenti li estenderei anche agli amici Sicuramente. volontari che sono qui con noi, ma a tutto lo staff del consolato, le istituzioni regionali, comunali, insomma Tutti veramente. c'è una squadra, c'è un'unità di crisi composta da una ventina di persone che stanno lavorando. Comunque, tornando al discorso di prima, appunto, ho dato la disponibilità fino a 100, anche se si parlava di numero di 50, fino a 100, quindi il consolato ha invitato, probabilmente c'è stato per togliere questa possibilità. Ci è stata data ieri per 96 bambini assegnati in consolato, e formalmente ieri io ho esteso, visto che ero in contatto telefonico con Kiev e visto la drammaticità della situazione, ho chiesto se c'era bisogno di un ulteriore invito. No. Se ne farà carico l'associazione Sardegna Ucraina, giusto? Allora, di cui sì, lei è presidente, sì, tra l'altro. sì. Quindi il consolato con l'associazione sicuramente se ne farà carico, nel senso, io sono responsabile, mi prendo la responsabilità nei confronti del governo ucraino, perché mi sto affidando, per accoglierli e metterli in sicurezza. Quindi temporaneamente abbiamo appunto la custodia di questi bambini qui in Sardegna. Questo non vuol dire che i bambini potranno oggi rimanere qui, sarà un dettaglio da definire in un secondo momento, ma già vi anticipo che io farò tutto ciò che è in mio potere e anche di più per far sì che questi bambini possano rimanere nell'isola e dare un futuro e una speranza a loro. Quindi, ma domenica quando arrivate o quando rientrerete dove vanno? allora, stiamo individuando insieme agli enti locali, come la regione, stiamo individuando una struttura che sia adeguata, anche perché bisogna pensare, avendone anche la responsabilità, non posso avere i bambini in giro, la famiglia e tutto, ne rispondo io personalmente nei confronti del governo, quindi immaginate anche voi cosa può succedere. Quindi dobbiamo dare sicurezza, vedere lo stato anche di salute di questi bambini, che vi ricordo che stanno partendo dal Donbass per raggiungere tutta l'altra parte di quello che è il paese più grande europeo. Immaginatevi, io spero, solo sono qua che prego sempre, che arrivino questi bambini. Sono tutti del Donbass? No, la maggior parte partono dal Donbass, sono già partiti, ci sono altri un po' in tutte le province. Anzi, all'inizio mi era stato chiesto appunto di
dell'Iviv, da 50 persone, invece poi insieme con il ministro abbiamo esteso a tutto il territorio nazionale, appunto per non avere limiti, e abbiamo esteso il nostro invito a tutti. Quindi in questo momento si sta facendo materialmente un'operazione di raccolta, non facile, perché non stiamo parlando che c'è un istituto che viene chiamato al telefono, preparatemi lì, c'è una situazione di guerra, bombe in atto, ci sono tantissimi che sono in case famiglia, quindi non in veri e propri istituti, ma sono stati affidati in loro case famiglia. Pensate alla difficoltà di dover contattare queste case famiglia, perché io ho i nominativi che mi sono stati affidati dal Ministero. Ciò non vuol dire che bisogna raggiungere questi bambini fisicamente, prelevarli e portarli in sicurezza al confine dove ci diranno loro. Ma voi entrerete in Ucraina allora? No. Noi non potremmo neanche in Ucraina. E quindi i bambini ve li dovranno Ve li portare portano loro? fuori. al confine. Al confine. O Noi Polonia o Ungheria? Aspetta. Guardi, No, allora, Sì, ragionevolmente Polonia, non abbiamo il punto esatto, però è tra Leopoli e Cracovia, grosso modo. Mentre l'arrivo qua, per quando è previsto precisamente? Allora, se riusciamo, tutto dipende da come saranno le operazioni di soccorso. Okay, se si concluderanno nella giornata di venerdì, presumibilmente la domenica saremo qua. Diciamo, se tutto va bene tra il 7 e l'8, più facile che si sbarchi in Sardegna all'8, che l'appuntamento è lì per il 5, salvo variazioni legate al raggruppamento degli altri bambini. Quindi se si chiudesse tutto il 5 noi potremmo partire il 6, il 7 prendiamo la nave E una volta che rientra in Sardegna, stava dicendo, abbiamo già individuato una struttura. È in discussione in questo momento, quindi sicuramente nelle prossime ore verrà definita e poi verrà comunicata al momento dell'arrivo. Ma sul Tagliaritano o nella parte nord dell'isola? al momento che le Una domanda che può sembrare banale, ma che è la sostanza. Perché si fa tutto questo? Cioè, qual è la sostanza vera che spinge lei, onorevole, a fare tutto questo? Allora, avete visto quel video che gira di quel giovane papà che affida la bambina al treno per mandarla al confine? Io credo che ciascuno di voi, quando ha visto quel video, oltre ad avere il cuore stretto, ha pensato, come dire, c'è qualcosa da fare, che cosa potremmo fare? Abbiamo fatto questa riflessione, abbiamo la fortuna, grazie ai rapporti del console, grazie ai miei rapporti, al contatto diretto, quello che molti, come dire, potevano desiderare ma non essere in grado di immaginare di poter costruire, noi potevamo costruirlo ed era nostro dovere fare. Io sono dal 2018 presidente dell'Unione Interparlamentare, che è un organismo mondiale che raggruppa tutti i parlamenti del mondo, che ha diverse sezioni di amicizia bilaterali. Io sono presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Ucraina, quindi ho il rapporto con i miei colleghi parlamentari ucraini, con le varie istituzioni. Per darvi un'idea di quello che è lo stato dei miei colleghi, in questo momento i miei colleghi parlamentari ucraini stanno presidiando il Parlamento, sono fuori dal Parlamento con un calcio. Questa è la situazione che c'è. La mia assistente di Kiev è nelle strade, sta con un Kalashnikov in mano, mi ha mandato la foto pochi minuti fa. Questo è il documento appunto che abbiamo ufficializzato con l'accoglienza dei 100 bambini che è stata mandata in lingua italiana e anche ucraina logicamente. Faccio vedere. Qua ci sono gli album da disegno per i bambini. Per intrattenerli durante il viaggio. Aggiornerete, immagino, tra la faccenda. Sì, possiamo mandare dopo. Allora, manderemo anche dei video, siccome abbiamo il problema abbiamo il Delle problema connessioni. delle connessioni. Molti li metteremo sui social. Li troverete Quale quindi pagina? Nella pagina tua. sulla mia pagina, su Quella quella del consolato? sì. Ok.
Comunque